Sicuramente fare una doppietta quando sei sotto 1-0 in una partita così importante dà tantissima soddisfazione. Poi io non sto benissimo fisicamente, non ho giocato tanto all'inizio del campionato, quindi diciamo che questo mi dà morale. Poi soprattutto oggi volevo sottolineare un po' la prestazione di tutti quanti perché abbiamo fatto una partita secondo me stratosferica e il risultato insomma lo conferma, anzi c'è anche un gol in più che non è stato dato, quindi abbiamo vinto con largo margine una partita che doveva essere uno scontro diretto. Io penso che comunque sia le squadre della Lega lo sanno che il Cotton è una squadra da battere, da 2 anni che vinciamo, non siamo mai arrivati in fondo senza alzare qualche trofeo, quindi comunque siamo sempre una squadra da battere, nonostante all'inizio dell'anno zoppichiamo sempre, poi quando c'è il giro di boa siamo sempre primi, secondi, quindi cioè, siamo noi la squadra da battere, nessun altro credo. Sì, Manuel è tra i 3-4 portieri che ci sono più forti della Lega, ma non è che lo scopriamo noi, insomma, è un ragazzo iperdotato fisicamente, bravissimo, sempre attento, concentrato, uno che poi tra i pali ha tanto carisma, lo vediamo, è sempre uno che parla, che aiuta, quindi a me piace molto, poi lo conosco, siamo amici da un sacco di tempo, quindi sicuramente è un valore aggiunto per la Valbet. Grazie Lefebvre, alla prossima.